stavo la venita giustamente è una questione di tramandere, di questione di trasmissioni. Per una strada qui che non si vede mica a Vini, non si vede manco si da Vinisci o si da Continividia. È una questione sempre a parte. Allora, trasmette la questione di trasmettere la questione di avistica, la questione di avistica di se stesso, vuol dire tanto che uomo, di legare a sua parte d'eternità, ai suoi idoli, ai città di Carroglio, di un paese, di Rugiano, e là che entra un altro gruppo di studenti. Quando c'è la rapida o battello per salvarci dalla piena, ci so che non avevamo anche i pesci. Siamo così di nuovo. E sei culturale di nuovo. Mettete un avvenimento a 9 ore di sera, la gente parte da sua casa a 9 ore di sera. È così, E c'est la nostra cultura, cioè fa con questa qui. Dunque, ripeto questa idea di benvenuti a voi. Questa idea di trasmettere, dunque di legare una parte di se stessa ai suoi, alla sua cultura, al suo popolo. E di nuovo la questione di avistica, qui che noi cerchiamo in ciò che salutiamo Tony Fogacci. E di Gianca Licorna, quelli non sono mica potuto imbarcare. Si deve una magagna, cioè di là subito, se ognuno in brasa che dice qualche sia da entra. Perché è difficile di entrare in questo mondo qui di trasmissioni, di avola, di un mondo di magia, di vistiga, dunque, una vistiga che noi cerchiamo sempre, da macchia a Corsica cerchiamo sempre, una gotola, sempre una pietra, vediamo a Corsica dappertutto, nei Niuli, qui io trovo una testa mora. A me, voilà, oui, non l'hai mica vista tu, ma so poi quanto a me sono passati davanti, non l'hai mica vista. E dunque, voilà, se noi ci mettiamo a cercare a Corsica la nostra cultura in dialoghi, nei chiassi, noi cominciamo a sentire o a pensare, a ritrovarci nei chiasi, allora forse ancora, ma nei chiasi non sono mica qui vicini, i chiasi non si sentono, salutiamo a Bereni. Queste cose si pone senti i ronchi degli asini, queste cose non si sentono i voci, ma i voci non sono più qui, i voci che ponevano in questione nei tempi, venite quando eravamo zitti, di qual sei, quando sei. Le questioni sono difficili a porre oggi, non ci conosciamo più. Manco nei paesi che sono diventati città non ci conosciamo più, ma la questione di un luogo è fondiva, perché la questione dell'identità è legata alla geografia. Si può mica pensare essa senza essere in qualche luogo. Essere in qualche luogo vuol dire che i paesaggi che sono intorno a noi non sono mica ambio, non sono mica un decoro di ciò che c'è intorno a noi. La mesologia dice che questi paesaggi crescono a tempo a noi. Ci siamo arrivati insieme con i nostri paesaggi, ci siamo arrivati se noi siamo cresciuti a bordo di mare o in montagna o in foresta, in campagna. Questi paesaggi qui sono una parte di ciò che noi siamo e noi siamo una parte di ciò che di so. Voilà. Posto che li abbiamo travagliati, li abbiamo zappati, o mica. Li abbiamo visti passando per andare a giocare, li abbiamo visti passando per andare a cortizzare, per chiappare un scortone. Ma questi luoghi qui facciano parte della nostra identità e dunque
sono idi che portano di noi sti racconta mitici. Allora, a Vistiga è di nuovo a Vistiga lasciata dall'uomo, di società che sono passati, società che hanno lasciato opere di lavoro, opere che erano qui destinate all'animale o all'uomo, a oggi vengono immorati, variati da un tempo, qui era stato tutto l'ampio discorso di 60, quando a Corsica era un deserto e che le poesie dicevano in questo deserto umano e a difficoltà a ripetere tutto a zero, ciò che os 80 ha fatto un buon onore. Dunque, per essa, cioè di qualche luogo, e forse la più bella maniera di entrare in suo mondo qui, la conoscenza di questi luoghi avvatati, di questi luoghi che sono addormentati, che sono forse stati stantarati da qualche strega e che ci danno voglia a brama e a forza di trasmettere ciò che fu. Posto che non abbiamo mica questo tesoro qui, che abbiamo a trasmettere, si dirà solo motivi letterari, si dirà solo per contare una bella storia, non erano mica abbastanza forti, non erano mica abbastanza potenti. Ecco, dunque, cioè, conosce questa affare qui per andare più lontano. Il territorio, come noi lo conosciamo, è una dimensione politica di un spazio. Il territorio non è mica un mondo tradizionale, si tratta piuttosto di mondo. Quando l'uomo campa di modo tradizionale, campa in un mondo. Il territorio ha una legge in cui a frontiera, in cui i limiti, allora i limiti di un mondo tradizionale ci sono, ma questi limiti sono a tempi quindi di un territorio, di una comunità, di un mondo, di una comunità, e di noi un luogo dove si trovano i porti per passare un mezzo spirituale, un mezzo invisibile. Quindi noi, per capire questi racconti mitici, cioè da un punto di vista antropologico, da un punto di vista culturale, che ce la più in conto i credenze popolari, e dunque capisce che al limite è a tempo al limite di un territorio, forse, ma al limite di noi tra un mezzo visibile e invisibile. Una maniera di concepire che l'uomo avria per il mondo due mezzi di due campi. Questo mezzo invisibile sarebbe una parte che non potremmo mica intravedere in tutti i giorni così, ma quando in certe circostanze porti si pone apre per avere a fare un essere, un spirito che non è mica di questo mondo qui, o allora che di questo mondo qui, ma non è mica di questo mezzo visibile, che ha affrontato una frontiera che va dall'invisibile al visibile. E questi porti qui sono questi cristi, sono vicini a questi saperi, all'entrata di foreste o all'angolo di una casa antica o di un carruglio. Ogni volta che c'è una rompitura di spazio ci pone essere si porti qui e i racconti popolari dicono giustamente che le apparizioni, che le manifestazioni di questo mezzo invisibile si facciano in queste condizioni qui, in questi spazi qui, in temporalità che sono più o meno quindi di un ciclo di usuri, all'alba, a mezzogiorno, alla trecciato o a mezzanotte. E dunque questi territori e limiti sono stati incalcati di noi dall'uomo, come qui vediamo una croce per puntare da un luogo, per marcare la presenza e il potere di una religione cristianina che vuole marcare la sua presenza
in si loga qui, giustamente, in si loghi di frontiere, mica solamente frontiere, mica una bocca, una voce tra una vada e l'altra, ma di nuovo una porta tra il visibile e l'invisibile. E qui i credenzi popolari, che fossero pagani o cristiani, sanno che ci sono questi porti qui e sanno trovare e sanno mintuali per i racconti o allora marcarli, incalcarli di una maniera simbolica, come qui. Allora, i raccontamenti per me dicono di trasgressioni giustamente da un mezzo all'altro, da un mezzo visibile a un mezzo invisibile, o l'inverso, da un mezzo invisibile a un mezzo visibile. Allora, qui ho trovato uno schema per capire, cioè pensare che l'orizzontalità sarebbe un mezzo visibile, e la verticalità è quello di divinità, è quello di forze spirituali, di spirita, di l'anima in pena, di divinità, di tutto ciò che appartiene a un mezzo invisibile, quale sia a credenza. E non su schema qui, l'uomo che viaggia dunque di modo orizzontale scontra l'altro elementi di natura che hanno diverse funzioni. Dunque un minerale qui concepito da montagna o dall'acqua, da un mare o fiume o a fontana, sono porti. Cioè pensare a un minerale come porti, una zappara, porti per toccare a terra come centro di riproduzione di vita. Una terra concepita come mamma. Allora, questa forza dall'agricoltore di sicuro, ma forza anche innanzi. Una terra che dà vita di piante, di pesci, una terra che è concepita come la mamma dell'uomo in credenze. E dunque il minerale è una maniera di pensare questo mezzo invisibile e questa porta che dove si uvrancato un fiume, uvrancato una vadina, una fontana dove ci pone sta qualche anima in pena o qualche fata, e a montagna dove ci stanno i streghi o i vati di no, perché la vata e la strega in un dominio mitico è un po' la stessa divinità, dipende a maniera di contarli. L'animale, nei racconti mitici, quali si siano, sono sviluppi che permettono un viaggio per andare in un mezzo invisibile o per venire da un mezzo invisibile a un mezzo visibile. E dunque, se voi avete in capo i sogni mazzerichi, i sogni mazzerichi parlano di spiriti umani che sono dentro un sviluppo animale, che saranno i tombi da un mazzero, o allora non saranno mica tombi. Ma i dii che vengono in terra di mitologie diverse, pidano a spisa la forma di un animale. L'animale è segno giustamente di un fatto di andare o di venire dall'altro mondo, da questo mezzo invisibile. L'animale che parla in voli sono questi qui, sono morti, che sono in questa parte qui di un mondo che non è mica forse un luogo scartato veramente, ma è un luogo conosciuto, forse per sua simbolica come la foresta, una montagna, l'abbiamo detto l'ultima volta. E il vegetale che sarebbe allora in questo dominio qui sarebbe forse il carburante, a benzina. Si conoscono che certi pianti permettono il viaggio da un mezzo all'altro e permettono questa comunicazione qui. Dunque la comunicazione tra i mezzi visibili e invisibili si può essere capita con i sogni, è sicuro, può essere capita di nuovo con i segni che si trovano viaggiando ogni giorno, quando l'uomo pensa aver inteso qualche segno. Allora qui sono cose che sono personali, ma bon, se voi vi sentite chiamare in foresta allora concennimo, come vedi? O vedete come un'illusione o allora come un segno.
un segno di pericolo, un segno... Dunque, sono cose abbastanza personali, ma che risuonano bene nella nostra cultura. E dunque, usagrato sarebbe questa comunicazione tra i mezzi visibili e invisibili. Voilà. Pas queste credenze popolari. Dopo per i credenze cristianini, usagrato sarà messo in un tempio fisico, messo in qualche luogo e con bugia mica. Invece una manifestazione di invisibili, di mezzi invisibili, può essere una manifestazione che si può passare facendo qui, francando o fiume, non tau ponti, voilà, che permette di giungere in paese. A una certa ora potete avere una manifestazione di qualche sia che avrà visto qualche spirito, qualche anima in pena, bon, come segno, o allora qualcosa che non è mica gestito, che non è mica né concepito né spiegato, ma è così. Tra l'illusione e la credenza c'è sempre un inforcatore e ognuno abbatte come vuole. L'arbore di noi a livello di vegetali ha una piazza maggiore perché conosce 3 dimensioni, va su la terra con i suoi radici e i suoi brondi, i suoi amboni, i suoi branchi crescono verso il cielo, verso il soprano e dunque le divinità si metteranno tra cieli, terra, sottoterra, sotto l'acqua e ogni volta saranno manifestazioni di questo mezzo invisibile che si può manifestare in certe circostanze. Allora, pensando a questi affari così, che sono riuscito a mia maniera a scomparire i raccontamenti che secondo queste 4 categorie. Voilà. I voli che contano un viaggio di un eroe che faccia appena un giro iniziatico. Questi qui sono racconti immaginari, non si può mica dire che sono racconti che hanno una leia veramente in quel luogo, come dicevo innanzi. Ma l'immaginazione di popoli è fatta di ciò che li conoscono o che li hanno inteso parlare. E difatti a vola e a tempo a conoscenza di un mezzo visibile, di ciò che noi rompiamo tutti i giorni, e a conoscenza che noi abbiamo appena di ciò che ci hanno diti, racconti tradizionali, popolari, di ciò che era questo mezzo invisibile, di ciò che erano questi esseri, questi spiriti che sono legati a un mezzo invisibile. Allora sono sicuro che a Piazza di Lantenati, di morti è importante, sicuro che a Piazza di Magia è importante, posto che il potere di morti ha una forza tremenda per i credenze popolari. Sono i primi credenze, le prime religioni credevano al potere di Lantenati. Ci vorrà appena di tempo per avere le civilizzazioni, per giungere all'invenzione in qualche maniera di divinità specializzate secondo una gerarchia piramidale con capimacchia di dei e tutti quei dei specializzati. E poi ci vorrà di nuovo molto tempo per avere l'emergenza di un dio solo, che avrà la potenza di quegli imperatori che avrà conquistato tante città in un mezzo visibile. Allora i voli sono racconti immaginari, sono racconti che parlano della nostra psicologia e forza in cui tutti gli archetipi che Jung ha messo a palese ed è un racconto universale questo qui. È un racconto che si trova in tutti i regioni del mondo, quale sia l'epica, quale sia la cultura, a vola distruggendo qui è universale. Dunque è vero, non si può mica dire è una vola corsa, no, non ha mica un'origine particolare. Ma come tutti i contenuti culturali, ogni popolo l'ha fatti suoi, voilà, con il suo spirito, con la sua maniera di contare, con i momenti, la maniera di parlare, di personaggi, la maniera di comportarsi, la maniera di va. E dunque sono i valori essenziali di maniera di comportarsi che noi troviamo una vola ed è una scuola di vita.
paesi tedi, ma mica solo paesi tedi, paesi maiori di noi, e ognuno, quando sta sente una vola, è contento di pidare a bolo qualche lezione. E allora, i miti nascono a tempo a volte di divinità. So quelli che capiscono ciò che ho detto innanzi i rapporti tra Usuto e Usuprano, i vorsi tellurghi di Atara, i vorsi pudenti di uccelli, di larciniti, e questi qui saranno messi in racconto per spiegare l'ordine di un mondo, cosmogonia, per spiegare come è nato il mondo, cosmologia, per spiegare come doveva un mondo, e la simbolica adoperata sarà quella di credenze popolari. O Conti Pazzo parla di sta fare qui, sto signore che viaggia, che faccio o passevena tra una strega e l'altra tutti i giorni, e sto Conti che d'amore per chi aveva inteso da un indoino che è un signore che l'aveva tombato, bon, è un racconto abbastanza conosciuto, ma questa è una maniera di spiegare a misura di l'uomo di noi. Cioè una misura di un tempo di questo signore che fa il giro di tre streghe che stanno in montagne, in zappari, ma stomo che amore da verità di un signore e quindi che andà al di là di a sua misura, di a misura di l'uomo. Posto che la cercare a tombare tutti i signori, per non essere mica tombo da un signore che in fin di conto ad amore da un colpo di sane di signore anche morto. Dunque, sta maniera di concepire a piazza dell'uomo nell'universo rileva veramente qui di un mito, di un mito divenuto in queste circostanze qui. Aveva detto l'ultima volta che si poteva considerare tutto da mito o tutto da vola, secondo maniera di reiettarlo, ma se non lo prendiamo a conto nostro, tanto si poneva i differenze tra una vola, un mito e la leggenda. Chi sarebbe la leggenda allora? La leggenda parla di un mondo politico. Non siamo più in un sagrato di relazioni tra uccelli e terra. Siamo in una relazione in cui il potere dell'uomo ha preso soprana. E un uomo che darà soprana in lei e in cui sua divinità, in cui sua Dio, ma le leggende contano un territorio politico, contano la legittimità di una famiglia di qualche re o di qualche signore, o la sopranità della religione cristianina, a non da credenze popolari, pagani. È così che gli eroi diventeranno qualche santo, per spiegare che è tal santo che tomba os arpi con la sua spada, o allora tal santo che salva tal paese da una malattia, o Gesù Cristo. E dunque è una maniera di portare l'ideologia religiosa o politica in un mondo di comunità per giustificare un potere. Dunque, quando scontrati in un racconto a presenza di un potere spirituale come la religione cristianina, o allora un potere di qualche signore, tanto siamo in un mondo di leggenda. E da retto forse c'è da scavare parecchi affari che toccano all'archeologia e alla storia, perché da retto c'è sempre un rapporto di forza tra due comunità. Infine, i racconti d'apparizioni sono i racconti che toccano a queste apparizioni, visioni, di qualche fandogna, di qualche spirito, qualche essere con nemica di questo mezzo visibile che è venuto, può essere un antenato che si va accesenta in sogno, può essere una donna in bianco che si va a civera di noi,
per segnalare qualcosa, un pericolo. Dunque, questi racconti qui invece possono accadere ogni giorno. E ogni volta che ne parlano con gli studenti, ce n'è sempre uno per contarmi una che è accaduta a Ido, un parente, un zio, un missiao. E dunque, ma so sempre in lei a questa maniera di concepire il mondo. Allora, se noi vediamo a questo rapporto qui tra i racconti mitici e queste nozioni di sapere e di potere, a vola, infatti, consideraria che la potenza e il potere è in mano ai morti, all'antenati. Dunque, forse un racconto antichissimo da questo punto di vista qui. Dunque, l'eroe di Avola ad essere iniziato dai morti, ad essere imparato e a so sbocco di sua prova sarà possibile per via dell'aiuto di questi morti qui che avranno o parere di qualche vecchio, qualche vecchia o qualche animale. Ma è vero che in si vuole qui, di volte c'è una porosità in cui altri racconti e potete avere a fare in una vola una divinità. O allora a vola si dà un patroniscia di un motivo, di una mitologia altra. E quindi noi vediamo passare tra ciò che deve essere ripreso da mitologia, dunque a scrittura di miti di un regione o di un'area culturale, come da arrivati i greci o i romani, per un dito. E dunque c'è una porosità tra a vola stessa e sto luogo di divinità che toccano di più a una mitologia, dunque una messa o scritto di queste divinità qui. Allora, l'eroe di un mito, Ido, avere sia coi Dio, sia con un Dio. E il fatto è che la nozione di eroi mitico in questo senso qui, di considerare un mito come un racconto specifico, è di vedere che l'eroe avrà per strada un rispetto di misura di se stesso. Ecco, dunque, sta lei in cui divinità, sta lei in cui Dio, parido finisce a spesso con una disgrazia. A spesso gli eroi di miti muoiono. Muoiono perché giustamente sono andati al di là della sua misura. Hanno voluto essere Dio, ciò che non era mica. E dunque il potere nei miti sicuro è quello di divinità e diventerà quello di Dio. Voilà, posto che per una Bibbia, a Genesa, i primi racconti sono racconti mitici, antichissimi, babiloniani, per un dito, e dicono giustamente questa capacità e questa libertà dell'uomo di andare al di là della sua misura, ma di pagani di noi il passo. All'Idianda, Ida dunque face il passo tra Dio e l'uomo, posto che il potere si svilupperà tanto, sarà qui portato a nome di Dio o a nome di qualche signore, di qualche conte, di qualche gioco, di qualche re. E tanto si riconosce la potenza di uomini che entrano in un luogo di questi racconti mitici. Di vata a Vincioni ritrova il potere di morti in vita di tutti i giorni, un potere che può essere a tempo come un aiuto o allora un'informazione per dire o tale d'amore o c'è adesso un pericolo, c'è adesso una disgrazia. Ma tanto qui non è mica questione di sapere se è bene o male, è qualcosa che si passa in una rotta di vita e di morte, in questo ciclo qui, che contano questi racconti mitici. Allora, questa era per la prima parte. Per la seconda parte voglio parlare giustamente di trasmissioni, che ci tocca trasmettere oggi
se non consideriamo che un mondo sacrato è morto una corto tempo, è morto davanti ai muradi di città, di un potere politico e di un territorio. Voilà. All'India ci dice giustamente questa presa di potere, di un politico non tanto sacrato. Pure se all'India cerca di sacralizzare questo discorso, pure se all'India ritroviamo elementi di magia, elementi di credenze popolari, ma è giustamente per giustificare questo potere che andranno a cercare anche i credenze popolari per essere creati. Dunque, la trasmissione patrimoniale che noi conosciamo oggi, che è oggi un'ondatura politica, e dunque fidel della città e dunque per pensare a una politica di patrimonializzazione ci ho matricolato di noi il fatto che oggi ci sono due strade per patrimonializzare. C'è da una parte la messa in valore diciamo, da pedagogia, per trasmissioni ai giovani, per trasmettere un sapere antico, una maniera di campare antica, che può essere legata ai luoghi, giustamente, pure di leggende, dove ci sono i stighi di castelli, i resti di vecchi chiesi e tutto. Ma c'è di nuovo questa messa in valore legata al turismo. E tanto qui si sa oggi che tocchiamo di noi i rischi di sovrafrequentazione, è difficile da dire, di avere troppo mondo, troppo gente, se vuoi un colpo di una vistiga persa una macchia a mezzo ai lamaggi, apriti un chiasso, un'ivetta pubblicità e di colpo renditi pubblico a centinaia o migliaia di persone che ci pone unghia di stati come una banda d'animali, ma con serie mica condotte da qualche pastore. Allora, qui è una difficoltà perché c'è l'idea a tempo di mettere in valore questo patrimonio e il fatto di lasciare la mezza alla maglia non è mica una soluzione, ma presto si capisce che c'è sempre la volontà di noi di poter andare di più lontano e tanto c'è la misura, quindi noi forza non andare mica, non conosce mica la sorte di un conti pazzo, non andare mica troppo lontano in questa valorizzazione qui. Allora, qui è sempre Bonifacio, sapete Bonifacio è un luogo magico, ci sono i guardiani ancora là, vedete, qui è uno, figlio della Sardegna, figlio del mare, Varda, chi penserà a questi qui non si sa, però è qui e sono sempre qui per farci conoscere la magia di un mondo, posto che quando noi pisiamo il capo, vediamo questi guardiani. Ci sono sempre i passaggi, per passare da un mezzo visibile a invisibile, per risentire la presenza di magia, di risentire per se stesso, ancora pure prima di spartire. E c'è sempre un mezzo di perdersi in foresta per ritrovare i voli. Allora, con tutti questi tratti naturali che noi abbiamo, potremmo pensare di nuovo a una mediatizzazione altra, con la tratti noi che noi abbiamo oggi, una ricchezza naturale sì, una ricchezza culturale legata ai credenze popolari e tutto, e in più di questo oggi a tratti moderni. Allora, qui voglio parlare di un'esperienza che ho fatto anche studenti, era nel 2014 penso, 5 anni fa, passa il tempo. E dunque l'idea è di mettere in piazza una trasmissione di una vola e voglio avere come una vola antica, può essere trasmessa con i studi della trazzi l'arnesi d'oggi. E dunque ho contattato una squadra di studenti, era all'UT, e MMI, condannati. Ho contattato la vola di Guido Dore, ne ho parlato l'ultima volta appena. L'ho contattata e poi una appariceva appena le sue sensazioni, dopo le sue emozioni, ciò che aveva inteso, ciò che aveva capito, per avere appena
ciò che era di contare in una sala sotto i lumi bianchi, insomma manca appena avanti per contare. E dopo mi sono detto, boh, ma non basta mica contare come vale. Allora abbiamo messo in piazza un progetto trasmediatico. O transmedia è una tecnica appena recente, di appena un po' di anni, ma che permette di trattare di una storia mica seconda a storia stessa, a un vilo di una storia che si sbucina così, suitando un eroe, come ne abbiamo parlato una volta, ma trattando piuttosto l'universo di un racconto. Trattando dell'universo sano di un racconto per poter entrare di parecchie maniere in questo racconto qui. E così che ha giovato questo racconto qui dove do il pesce, usando forza di una malizia, abbiamo inventato un'informazione che era valsa. Ma prima di giungerci, voglio avere tutte queste linee qui che costituiscono infatti a maniera di pensare un progetto trasmediatico. Allora, se volete dare avrezza a più bassa, a linea di tempo di avvizioni, dunque di storia e da stesso, di un racconto, qui si sicuro si sbucina da un principio alla fine. Ma non questo racconto qui c'è da voler aggiustare due altre linee che sono legate, dunque sono linee di tempo, che sono legate dunque, alla vita sociale analogica. È difficile di divenire qui, qui da che non capiamo qui. Posso mica dire in realtà, posto che quando noi siamo di noi non in reti sociali, siamo una realtà di noi, ma una realtà numerica. Dunque, c'è una differenza tra i due perché diventa un progetto che ha la sua propria linea di tempo. Questo è un sbucinamento di un progetto tipico. Questo sbucinamento qui adesso ha dato un conto a tempo lo sbucinamento di avvizioni, ma di noi, quelli che ma utilizzare nella vita sociale e nelle reti numeriche. Allora, non si può mica spiegare in 2 secondi così, forza voglio raccontare il salvatoio di sta prova che ho fatto anche studenti e capiscerete ciò che si è passato. Voilà, dunque qui, se volete, una maniera di portare il progetto e di va a tempo la gente che suita nel progetto di lavoro. Allora, può usare con le reti sociali, può usare in vita di tutti i giorni e può usare la storia che noi contiamo. E tanto l'idea è di va parlare alla gente, dunque in carruglio, non le reti, e per avere un pubblico che cresce in giro a questo universo qui, non è più solamente legata alla storia stessa, ma è legata all'insieme. Dunque, io ho messo al principio a guerriglia, perché a guerriglia vuol dire che potete pensare arnesi che non sono mica, come dire, mica veramente onesti, non sta ovunque, ma se ti permettono di mettere in piazza l'arnese, e beh, bon, dopo abbiamo tempo di dire che abbiamo fatto qualcosa di male, ma bon, non è molto banimo. Ma è una maniera di provocare in fin di conto una certa maniera di reazione di gente. E dopo sicuro che ce l'ha per i reti sociali, Facebook, Instagram, i blog, tutto ciò che voi potete aprire per comunicare non questa storia qui, non questo universo, per far parlare la gente. Dopo potete mettere in ballo qualche gioco in linea o una realtà, quindi non sono arnesi che sono sviluppati dappertutto, e mette in ballo di nuovo un avvenimento pubblico, una serata, un concerto, un'animazione, un ripasto. E voilà. Tutto questo non sta ovvero di progressione di avvizioni e di un progetto. A Salvatore era questo qui. Abbiamo detto a stampa locale che uno studente ha visto una restonica un pesce tamanto. Pesce tamanto, e lui si promenava a una restonica, allora, e un colpo ha visto un pesce tamanto, ma qui non si vede mica perché il ritratto non permette mica di vederlo, ma qui a mezzo, forse voi dite, si vede appena quando si sa, a mezzo a un ritratto.
o capo pensuto da un canto e a zoccone dall'altra parte. Bon, e qui si sicuro il ritratto, i studenti sono studenti di multimedia, dunque l'infografia conoscono, dunque ad aiutito, mettitemi un falso pesce, un pesce tamanto in immersioni, in qualche conca di arrestonica, e fate un ritratto. Dunque hanno fatto così, hanno fatto un ritratto l'abbiamo mandato a stampa. Bon, abbiamo messo un colpo Mario Grazzi, voilà, perché dovevo sia a capo, non mi capitava pas un tonto. Ma ciò che abbiamo inventato una storia, abbiamo inventato un avvenimento che non esisteva mica. E dunque Christophe, qui è un teatrino Christophe di noi, e dunque ha contato la storia come se l'aveva raccontata via, l'ha contata bene. E dunque una volta che a stampa ne ha parlato, bon, Ido di già aveva già parlato di sua scoperta, ha messo il ritratto di un pesce nella sua pagina Facebook e dunque la gente ha cominciato a parlare, chi sarà sto pesce, chi sarà sto pesce, bon, Facebook sapete come è, dopo la fa ridire, dopo c'è un gruppo di pescatori corsi che si è messo a Nanto, hanno cominciato a battere, ma chi sarà una truta, non è mica possibile, sta monta così, e chi sarà qualche siluro, qualche siluro, e allora bah, non sappiamo manco di esistere su pesce qui, il siluro, il siluro, non sappiamo manco. E boh, è un pesce maggiore che si mangia tutto in fin di conti. E dunque, bon, quando abbiamo capito che l'affare è pedaia, bon, Mario Grazia è andato a vedere di noi Antoine Orsini, non conosco idrologo dell'università, per parlare di questa affare qui, ma io non era mica un colpo. Quanto a me, non tosse su civiglioli. E non era mica un colpo. Dunque, allora, podia avere che dire una valsa informazioni. A me un pesce qui faccia la metà di agonca, è un coso più tramontata tola. Dunque, ma il fatto è che qualche mese innanzi avevano cacciato da un lago di Todda 4 siluri. 4 ce n'erano, aveva cacciato 4. Dunque ha visto questa affare qui, ha detto che da me c'è un tonto in traccia di mettere i pesci dappertutto. Allora, quando ho visto questa affare qui, allora, aveva 2 dottoranti, hanno cominciato a mettere su Facebook le storie di disgrazie, di gente che sono morti, di fiumi maledetti, qui come la gonca maledetta di Arrestonica. Bon, e ho cominciato a parlare di questa affare qui e il compagno di una dottorante faceva la sua tesi in biologia marina. Allora, gli ho detto, bon, tu fammi un blog e comincia a dire che ce la metti i pesci che mangia, che so bene a pescare, invece che si truti, c'è nulla da pescare, ce la metti i pesci maggiori, tutti i nostri, voilà, monta la sega tutto il mondo. Allora, questo era per far parlare di noi. Boh, e dopo, quando è sortito il giornale, abbiamo mandato gli studenti per pedare i radiotrottoir, per far parlare alla gente, ma che sarà sto silure? E tutto qui, dunque, è cresciuto l'affare. Tanto abbiamo fatto di noi un sito internet per parlare dell'affare qui. Bon. E il fatto è che era previsto, dunque, allora, capite, c'è la storia di un vidoldo pesce tradizionale. Dopo c'è una storia di un pesce straordinario che può dare su un pesce di un vidoldo pesce, se non mi rimettiamo in un contesto. E la gente che parla di questa affare qui. Dunque era il momento di mettere a vola di vedere il pesce in linea di noi, per far conoscere questo racconto qui di noi. E i credenti che erano liati a questa affare qui si passava non dai reti, ma di noi in Caruglio, posto che la stampa ne aveva parlato. Bon, l'affare si sbuccinava bene, era anche previsto dunque una caccia al tesoro, giusto non a Natale, in corti, in cui non a tematica di un pesce. Ed era prevista di nuovo una serata in un ristorante tempi va, non c'è più ora. E in due Christophe, giustamente su studenti qui, ha contato di nuovo a vola di un vidoldo pesce. Dunque, tanto era passato tutto, si discorsati in dire al pesce maggiore, re di pesci, e discussioni. Allora, l'affare poteva durare e sarebbe stata meglio se aveva durato di più, ma ho fatto che Antonio Orsini ha detto, bon, posto che
si deve un siluro, c'è la cacciallo. Allora, se c'è la cacciallo, c'è andare a piscarlo, ha già domandato un'autorizzazione in privitura per andare a piscarlo con l'elettricità. Tanti studenti hanno arrivato una pagina, libertà per il pesce da restonica. Voilà, donc, vedete, qui, le pêche électrique est organisée dans les jours à venir. Nous devons sauver ce mystérieux poisson découvert il y a quelques jours sur notre île à l'Ota. Per montare a Zego non siamo mica l'ultimi di noi. Ma bon, è venuto un momento e ci voleva dire, perché così no, aveva la vala sa pesca. Dunque abbiamo detto che era giustamente abbiamo montato a Zega per un progetto pedagogico che era questo qui. Dunque, ma una volta che avete creato questo universo di discorsate, di discussioni, di Montazega, potete ritrovare questa prudenza di avola, perché dopo c'è l'interesse. Perché tanto se voi dite, ma racconta la vola di un re di un pesce, di un re di pesce, o dove il do re, voilà. E dove il do pesce, cerca la parola. Voilà. E tanto l'interesse è cresciuto ed è nato, e si può parte e si può trasmettere, mantenere. Ed è questo di noi l'interesse di nostri arnesi di oggi. Una conferenza come qui, che è filmata, che ad avere in rete, è interessante. 50 anni vita. Voilà. Dunque, ecco una maniera di concepire a trasmissioni oggi in quell'arnese che noi abbiamo, in conosce la cultura di noi, usando di tutti i nostri mandi, di nostra cultura. E tanto a parte da qui, forse che c'è sempre la speranza di tramandare ciò che è la nostra cultura e ciò che è questo universo qui, questo universo invisibile. Perché, bon, qui, da questo ritratto, vedete o è più lontano su che fuma la pipa? Voilà. Ci vedo ride appena così. Ma vedo che tiene i chiavi dalla porta qui, ma dalla porta di questo mezzo invisibile e di un mondo di lavoro. Voilà, dunque, se voi cercate di averlo, basta ripetere questi chiassi di memoria, questi chiassi di nostri vecchi. E tanto qui, vicino a questa porta qui, alla Brocato, potrete sentire qualche parola di qualche spirito, o accanto alla fontana, sentire borbodare l'acqua che farà parlare una vata. E sarà anche tempo da qualche arbete per fare zuppa e ricordare qualche petriceda di leggenda. Voilà. E tanto sarete pronti per contare, per tramandare e per continuare stavola. A ringraziarvi. A ringraziare te soprattutto per questi tre magnifici conferenze che ci quantunque ci stradano in conoscenza proprio di avò, la leggenda, tutto questo universo qui concettuale, ma di noi spirituali, tra teorico e poi di noi a maniera e i contenuti. Mi pare che abbiamo fatto un giro proprio completo qui con questa parte giusto appunto universitaria, ma di noi con questa parte forse invisibile, meno spiegatoria e che piace assai. Ecco, momento di dibattito qui e ora di citarsi e di sussurrare e di un la so, i primi paroli, i primi reazioni, nanta fola e poi di no trasmetta perché giusto appunto su tradere qui che è vecchio come mica un mondo ma come l'uomo su tradere forse chi ciò che è stato ammentato oggi è lontano resta una vola finita e che c'è proprio materia a rilanciare o buttacchio semplicemente mica reazioni. Patrizia Catalcic.
Bom, ti ringraziamo, sempre così interessante. Io di perivene non te la farei un bescio, se tu mi dici oggi, pensavo che l'era vera, perché chi mi ricordo e penso che certe gente si sono firmate ancora di strada, perché di tanto in tanto quando noi partiamo in montagna senti dire ma ci sono i scemi che lampano i besci oggi ti rendi conto, dunque vedi che l'affare è pisciato, ma allora giusto appunto tra vola e augia chi ci vuoi che differenza c'è tra vola e augia perché qui siamo di augia e avec news c'est tout beau il y a augia. Bah, qui c'est bon, fare le bugie, ne avevo parlato l'ultima volta, bon, è una maniera di considerare Vole come una bugia, pas un potere cittadino, eccetera. Ma non qui, non parlando di questa esperienza qui, a Vole e a bugia, siamo in un conto di Amagagna, siamo in un conto a Vole a ritrova a Magagna, o Stalbatoia, a presa in mano, e qui a Vole entra non solamente un universo tematico di un pesce, ma in un universo tematico di una nostra cultura, di un nostro spirito, voilà, di andare a cercare l'estero dell'altro, a montare la sega, e è la nostra cultura di noi. Dunque, se è passata così, non era mica prevista, ma è vero che è andata bene perché di volte più è grosso e più pari vera. È vero che esistono gente che lampano pisciucci che diventeranno spesi pericolosi per i fiumi e per il mare. Esiste questa dimarca qui, so è legata alla società d'oggi, forse che giustamente a smisura, ne parliamo sempre, che i miti trattano di noi. Ma dunque a bugia qui è stata una risa, qua. Ma una risa mica per tutti, perché Jean-Michel Coglioli, un mio amico che è responsabile di Lavezzi, un anno dopo mangiai in casa sua e mi viene a parlare di questa affare qui e mi dice perché eri tu a fare due pesci da restaurante? Io non facevo mica ridere. Ma mi chiamato durante 15 ore per sapere ciò che ci a fare, ci a cacciarlo, mica cacciarlo. Hanno chiamato uomo, c'era stata una bella discussione. Ma, allora, ciò che è che gli studenti durante tutta questa esperienza qui non ce ne manca uno che ha lasciato. Nessuno ha parlato di perché sappiamo giustamente che dire, pidiamo la gente in mano, e beh, nessuno ha parlato. Anche i miei vidoli che erano amici in Conidi, non sappiamo mica, mi domandavano, ma chi è questo pesce? Non sappiamo mica, nessuno ha parlato. Come qui di noi, una maniera di capire di noi che la nostra cultura è sempre viva. Il giornale Gazzetta di Martian di questa affare qui, che è straordinario, si vede che qui. Domanda a stampa di pubblicare tanta fudicia. È vero, la conoscenza, l'interconoscenza della nostra cultura. C'è una domanda agli studenti, no? No. Giacomo Chier. Io vorrei domandare come si fa a distinzione, diciamo, tra l'attitudine, che è un'attitudine a vostra, quelli che hanno montato Savola, Sabotaggio, questa commedia, che è un'attitudine di creazione, finalmente, di creazione pedagogica, ma al di là, creazione culturale, e poi dopo lo sguardo detto, preteso, non so mica come dire, scientifico, che è quello di discipline come la psicanalisi, quando la tratta giusto appunto di l'apparizione, quando la tratta di attraverso l'esperienza e la parola di un trauma, il trauma, e che lui ci vede una specie di, come di nascita in della personalità, in dello spirito, in della memoria,
finalmente dell'identità individuale, quando lui ci vede qualcosa come una nascita di un sguardo antichissimo, nella vita di un soggetto concernato e che crea un'apertura non a un mondo che per noi è un mondo mitico, leggendario e che per un psicanalista è un mondo giusto appunto proprio psicologico e psichico. Come si fa la differenza? Se la si fa. Non so mica specialista, ma concepisce un mezzo invisibile, ha giustamente fatto un paragono tra lo scusciante e il cusciante. Questa parte scusciante dell'essere che la psicologia ha messo in lume, non ne sa nulla, posto che è scusciante. Qui c'è un livello infra di persone umane, a un livello mega l'universo, fatto di 75% di roba invisibile, energia o materia invisibile. E portanto è necessario capire la piazza e il funzionamento dell'universo, di ciò che non capiamo noi. Vuol dire che la psicanalisi penso che la parte invisibile di un mondo dell'uomo tale che rappresenta, secondo una teoria mesologica, mezzologica, penso che la psicologia ha più volentieri, giustamente perché da isogante trova davanti allo scusciante. Trovare davanti allo scusciante o trovare davanti a un mezzo invisibile forse appena la stessa andatura. Forse una domanda che faccio io. Hai parlato un momento di soprafrequentazione e mi domandai giusto appunto come a vola a puria o puraria essa d'importanza in del fatto che l'uomo in generale in Corsica può darsi in particolare in certi luoghi forse mica in dialogo come di più in più ci maniamo con la moltiplicazione demografica ci maniamo i spazi che c'era la natura, c'era nell'animale, c'era i territori erano comunque scompartuti tra uomini e mondi differenti così e con una certa armonia e complementari e oggi pare quantunque che gli uomini si mangiassero tutto e anche pure hai parlato di Bonifacio Nanzi e che c'è questa problematica qui. Vorrei sapere se ti hai riflettuto un po' con questa problematica qui di un uomo onnipresente in un luogo, in un spazio e che pone problemi oggi perché francamente ci siamo infilzati artificializzazioni di a terra, presenza in dei più belli luoghi, non rispetto di santuari di lacedi, degli animali, eccetera. Non so mica se giusto appunto, s'armonia che nasce qui tra i mondi e c'è una trasposizione possibile per rimettere quantunque l'uomo in coscienza ecologica. O può darsi no, o dico una tontia, non la so. No, ma io ho capito bene. Giustamente il discorso di Avola è questo qui. Avola non dice mica all'uomo un codice morale, non c'è mica che lo deve adoperare e basta. Avola comincia per dire l'uomo è debole. Una volta comincia, i parenti dicono iniziativa, non c'è mica apre la porta, manda a fare commissione, un aprite animo. Chi faccia iniziativa? Apre la porta. Ma è il comportamento dell'uomo, è questo qui. Se dica a qualche sia, non c'è mica andato là, a camera di barbe blu, cioè, la donna può dire, va, tutto ciò che da lì, ma non c'è mica apre una porta. L'uomo apre le porte
è curioso, la curiosità dell'uomo, e di nuovo la libertà. E qui dunque, l'imparare dell'uomo è giustamente qui, è di sapere che a divisa l'interdizione, un martio amico, una basta amica, perché se è interdito la diavala a scrocca, ma la diavala, voilà, per dirmi la diuvata. Voilà, se un amico sbarca in un'isola, ha già sbarcato. Voilà. Bon, qui c'est come dire, è istinto dell'uomo di andare al di là di ciò che lo deriva, di ciò che la legge gli dà a fare. Tutto. Ma dall'altra parte c'è Avola spiega che pur se l'uomo va ci sbagli, ad scontrare un po' di prove e se lui si comporta bene, tanto potrà diventare un altro uomo, ma è un lavoro non da sé. Dunque, a volte spiega che il lavoro non da se stesso, non da i debolezze, è qualcosa che porta e che può portare frutti. E dunque, a un livello della società, di noi, di dire siamo deboli, siamo brutti, siamo malfacenti, siamo cogni, è vero, ma mica solamente. Siamo capaci da un momento dato di organizzarci per dire, beh, ma cercare di essere meno coni, di essere meno brutti, di va meglio. Bon, è tutta l'andatura di un giasso di vita. Bon, dunque, a un livello iniziatico, penso che è psicologico, a volte dice sta a fare qui. E dall'altra parte di noi, un mito dice, attenta alla tua misura. Non può mica avere un'inforcatura più larga che la tua, se tu avvaci i tuoi pericoli. E dunque se tu sei punito dopo, allora nei miti sono le divinità che puniscono. Nella vita di tutti i giorni può essere anche la polizia, o può essere la sorte, o destino, una stima, ma ciò che è che c'è una possibilità per ognuno di gente che voilà, che tra la libertà e il rispetto c'è una discussione a avere, ma in cui se stesso. La libertà e il rispetto. È vero, volevamo i due, ma il rispetto per l'altro e la libertà per noi. Cioè, cominciare perché avere i due per noi stessi. Questa, sì, e poi dopo per l'affare di sovraquintazione, niente che a parole, ripeto non da parole perché impetiamo di noi non c'è un problema. E qui basta dire abbiamo la ricchezza, più bella ricchezza del mondo, tutto il mondo vuole conoscere la più bella ricchezza del mondo. E il problema della messa in valore è questo. Se non vogliamo va bene a gente, cioè a dire, figliuoli, conti dei bene di noi. Ma se è troppo bene, tutto il mondo ci vuole andare. Dunque, ce la voleva, e bon, hanno cominciato a fare in Bonifacio, posto che la vedo ne parla di più, cerca di non parlare di più, ma bon, è tra conosciuto, dunque, ma ce la voleva, comunque, a marcare un passo in questa affare qui e di cercare di andare alla gente in altro. Allora, mica per riprodurre lo stesso problema, ma forse per allargare il problema quando non possiamo allargare stagioni e fare bene altre gente in altri periodi per avere altre attività che potrebbero alleviare appena a carica non questi punti voilà, turistici che sono tra conosciuti e tra percorsi. Io vorrebbe insegnare qualcosa che mi viene a dopo aver inteso nella se risponde, che giusto appunto quando si dice l'uomo, c'è una specie d'accezione, diciamo, di questa parola che definisce l'uomo come la personalità umana di ogni persona. E questa pare che la sia sensibile, diciamo, agli insegnamenti di Avola, attraverso la coscienza o il sottoconsciente e via. E poi dopo c'è l'altra parte che ti hai ammentato parecchie volte e che ti hai messo davanti, se ho capito, davanti di un mondo sociale e politico.
E allora si vede che lui c'è oggi, forse più che ieri, una specie di contrasto tra sommo, diciamo, individuale, l'individualità, l'identità individuale, che è capace a seguire gli insegnamenti di avola o di cultura o di certi valori come l'ha ambientato Alain, bene, di un rispetto dei luoghi, c'è questa dimensione e poi dopo c'è una specie di espertezza che si fa con l'uomo che pare che lo stia assente, diciamo, certi valori che non so, infatti antivalori, che sono lo sviluppo, la conoscenza di luoghi più belli, fino a fare che non sono mica sottomessi, diciamo, a un gerniglio di una volontà individuale. C'è una specie di contrasto, mi pare, tra i due, di lotta che si può concludere con certi successi, ma che lascia quantunque una specie che lascia, mi si pare, l'uomo moderno che fa mettiamo una dimersia ecologica, che sperte ieti, che fa un giardino di isoietti per non metterli mica, mettere tutti un mullizzo giusto appunto in dei spazi sagrati, ma che sa bene che non è mica qualcosa generale. Quale sia la tua attitudine di vita a suo gustato di aspiccanza tra i due? So mi posso permettere. Sono questioni, ma la civilizzazione è nata dalla guerra, la civilizzazione è nata da un fuoco e il fatto è che ciò che noi compriamo oggi lo compriamo non da milioni di cadaveri. Quindi che la civilizzazione si è fatta facendo la guerra da una città all'altra, facendo imperi che hanno lampato altri imperi. E sono in queste città qui che sono nate l'arte, che sono nate di noi i vati e i tecnici i più, cioè, i più agréevoli per l'uomo. Dunque, misurare i due. Come vediamo noi quando noi figlioliamo l'opera di Napoleone o di Lisandro o Maori, c'è questa parte di ammirazione, di un genio e tutto, e poi figlioliamo di noi o Boia, che tombano un po' di milioni di gente. Voilà, che questi qui si riempiono di uso impero per un po' impero. Dunque, è questo. A un livello individuale è quanto passa l'acqua nel cerniglio, giustamente, Enrico di Monuda, ma avevamo per noi. Noi mettiamo davanti giustamente i rietti per un po' mica molizzo dappertutto e tutto, ma qui mi sciacquo una bottiglia d'acqua, di plastico. Dunque, vuol dire che possiamo fare quanto noi vogliamo, ma siamo in un sistema che il sistema economico è fatto per vastare la gente. La gente, la roba, dici, voglio dire, o lapsus linguae, ma basta la gente di noi. Ne sappiamo abbastanza a non dall'uomo per sapere che è la specie più invasiva di terra. Oggi, non c'è mica la tomba sapendo fare qui, ma forse come la discussione non tra persona se stessa, sappiamo che siamo brutti, sappiamo che siamo coni, sappiamo qui, sappiamo qua, ma cercare di andare verso un medio. O allora lasciamo correre perché è troppo tardi, certi diceranno gli stessi così, o ci pensano manco, ma è natura. Voilà. Ma dopo, su sguardo qui, c'è la vaccinazione. La vaccinazione è affascinata a tempo da maraviglia di un mondo, da maraviglia di un fatto dell'uomo e
spaventato da un lato nero, che lo sigli da persone, che lo sigli di civilizzazioni. Uno sciubenista che si va non ta miseria degli altri popoli. E la sappiamo, non è mica come sono la sappiamo mica, la sappiamo. Ma non ci impedisce mica di mangiare, di dormire, di continuare a campare, perché un uomo solo non può fare nulla e pure la sua discussione può fare avanzare le cose, ma il mondo avanza con altre regole. Grazie per il suo giudizio aperto e generoso. Con bocca. Forse io la ramita che si risponde sono ritrovata in Terra Romagna con pochi documenti in più che permetteranno di fare un giro di questione grazie a Don Matteo Santini. Poi c'è qualcosa nel Facebook di noi che gira o pesce. Io pesce, eh? No, lui c'è sempre lì. Bon, se non c'è più domande, rimandiamo in Terra Romagna e poi ringraziati Monda per a vini di suo primo ciclo, di stondi, e due altri cicli che continuano, che sono quelli di Jean-Guy Talamoni e quelli di Fabien Landron, fino a un mese di frivaggio. E dunque, Odon, ti preghiamo una buona continuazione, perché gli impegni sono monda, che sappiamo che siamo tutti impegnati in monda, a vita universitaria in altri mondi, visibili e invisibili. Dunque, a presto a voi altri di noi in uno spazio.